Allora, siamo sul confine attuale tra l'Alto Adige e il Veneto. È un confine storico, confine 1753, e qui siamo esattamente nei pressi di Passo Montecroce Comelico. È un sentiero che ripercorre quella che è una linea che un tempo, nel 1753 appunto, tracciava il confine tra l'Impero Asburgico e la Repubblica Veneta. Come avete deciso di ripristinare e rivalorizzare anche questo confine storico? Allora, è una storia che è cominciata 6 anni fa, mentre stavamo facendo un progetto di ricerca i resti della Grande Guerra, e durante questo progetto di ricerca abbiamo cominciato a vedere che oltre alle trincee che già conoscevamo e ai vari resti che stavamo rilevando, abbiamo cominciato a trovare questi cipi, questi monoliti che portavano appunto questa data, 1753, e da lì abbiamo cominciato a intervistare degli appassionati locali, perché un po' già c'erano degli articoli che ne parlavano, per capire dove potevamo trovarli e come a quel punto potevamo valorizzarli, e da lì è partito un po' il percorso e tutto questo tragitto che ci ha portato qui. Avete trovato anche delle collaborazioni appunto con comuni anche oltre il confine? Sì, per realizzare questo progetto ovviamente avevamo bisogno di risorse economiche, perché ovviamente una prima parte è stata realizzata grazie, diciamo, alla collaborazione tra 2 gruppi di ricerca. Uno è l'Arteam, che è un gruppo di archeologi del Trentino, e in particolare un archeologo di Sesto, e la parte, diciamo, del Comelico, del Veneto, era rappresentata dalla mia cooperativa, che è un collettivo che si occupa appunto di valorizzare i territori, soprattutto i territori montani. Si chiama proprio lassù come luoghi alpini della sostenibilità, della salute e delle unicità. E parlando sulle modalità in cui potevamo valorizzare questo progetto, abbiamo pensato che portarlo all'interno di un progetto di cooperazione potevamo svilupparlo, potevamo anche raggiungere un principio che permettesse una discussione tra i vari partner. Abbiamo coinvolto il comune di Cartic, il comune di Comelico Superiore e l'associazione turistica di Sesto, che lo ha voluto subito promuovere, ha creduto fortemente nel progetto. È stato un progetto lungo che ci ha portato, insomma, proprio a capire com'è importante anche questo indirizzo di cooperazione, perché punti di vista diversi anche sul come tracciarlo e su come realizzarlo ha fatto sì che il progetto valutasse tantissimo il piano paesaggistico, il piano culturale ed infine, da ultimo, il piano turistico, perché ovviamente, diciamo, c'era prima il principio di discussione tra le comunità, che era poi quello che ha creato anche il confine.